Alla Veneta, il mio presidente Zaia mi ha insegnato una cosa di fronte ai problemi dell'amministrazione pubblica. Mi ha detto: ricordate bene che i problemi della macchina pubblica è come un salame. Tu non ti mangi un salame intero, una fetta alla volta. E la stessa cosa sono i problemi della pubblica amministrazione. Un problema alla volta lo si prende e lo si risolve. Perché ad esempio se vuoi risolvere tutti i problemi della sera alla mattina è pressoché impossibile. Bentornati a Campus Cast. Ciao Nicola. Ciao. Posso essere informale? Bisogna. Troppo tardi. Bentornato a trovarci. Già ci conosci o perlomeno sai chi siamo. È un onore per noi avere niente po' di meno che il sindaco di Bassano. Ebbene sì. No, grazie a voi invece per l'invito. Io quando posso giro tutte le realtà del nostro territorio quando mi invitano, perché insomma rappresentano la nostra economia ma anche la vitalità della nostra città, quindi nel nostro caso speriamo di rappresentare una vitalità anche internazionale, quindi certo. Ben arrivato a British School Bassano. Siamo qui, Campus Cast, in diretta o in registrazione, che dir si voglia, appunto dagli studi della nostra scuola. Ci piace definirci un podcast con forti accenti veneti, dall'anno non se ne scampa, ma con ottime e interessanti propensioni internazionali. Ci arriveremo insieme in questo. Per voi che ci seguite da casa, cliccate, o ricordatevi di farlo, la campanella in basso a destra sul vostro schermo. Iniziate a seguirci sia sulla piattaforma YouTube che sulla piattaforma Spotify. Siamo noi, incontriamo persone, incontriamo esperienze, incontriamo protagonisti del territorio che hanno saputo sfruttare i propri talenti e li hanno messi a disposizione della comunità, come nel tuo caso. Grazie. Tu fin da giovane hai detto: voglio fare qualcosa per la mia città, voglio fare qualcosa per il mio territorio, voglio farlo in modo attivo, operativo ed efficace. Sì, diciamo che la mia è una passione che nasce fin da bambino, no? Ancora quando facevo le scuole medie, le scuole superiori, mi candidavo sempre per fare il capoclasse, il rappresentante di istituto, proprio perché mi piaceva comunque occuparmi della cosa pubblica e quindi delle necessità all'epoca della scuola. E poi crescendo e maturando, quando ho iniziato insomma 18-19 anni, mi sono avvicinato a quel movimento politico che più rappresentava le mie idee e insomma ho iniziato un percorso non facile, perché ovviamente da ragazzi, ma come un po' in tutti i settori, nessuno ti regala nulla, e quindi soprattutto all'interno anche del mondo della politica, che è un mondo molto delicato, insomma mi sono fatto spazio, però sempre mettendo davanti l'interesse della mia comunità. E quindi ho avuto la fortuna di inizialmente arrivare in consiglio comunale nel 2009 e conseguentemente mi sono candidato nel 2010 alle regionali e sono stato eletto con quasi 8.000 preferenze, e poi mi sono ripresentato nel 2015, sono stato riconfermato con altre 7.000 preferenze, ho fatto il capogruppo, poi nel 2020 mi sono ricandidato di nuovo, ho preso quasi 9.000 preferenze e sono diventato vicepresidente del Consiglio regionale. E 10 mesi fa una parte dei cittadini di Bassano mi hanno chiesto di tornare a casa per occuparmi della città. Ho accettato questa cosa, anche se in tanti mi hanno detto che sono stato un pazzo a mollare un ruolo regionale per la città, però questa è la mia città dove sono cresciuto, dove vivo tuttora, e quindi insomma quando la mia comunità chiama io rispondo sempre presente. Quindi oggi sono il sindaco grazie a ovviamente ai cittadini che mi hanno votato, però sono ovviamente il sindaco di tutti. La tua esperienza fuori da Bassano? Cosa riporti a Bassano della tua esperienza fuori da Bassano? Beh, innanzitutto l'esperienza che ho maturato, perché comunque quando lavori in un contesto regionale hai tantissime relazioni, hai relazioni all'interno della tua provincia, ma anche con moltissime realtà del territorio, dalle associazioni di categoria, agli organismi sindacali, alle cooperative. E diciamo quel bagaglio di conoscenze che ho maturato in 14 anni, quasi 15, oggi mi agevolano nella vita quotidiana, nel gestire una comunità importante. Passeggiata a gestire una città dopo essere stato a livello regionale. Non è una passeggiata. Sto scherzando ovviamente, perché posso dirti che più complicato. Fare il sindaco è molto più complicato di qualsiasi altro ruolo politico, e questo lo dico con molta tranquillità, perché mentre le altre sono strutture comunque imponenti, con tantissimi funzionari, tantissimi dirigenti, dove quando il politico comanda tutto il resto ascolta ed esegue,
all'interno di un comune ti devi seguire quasi ogni singola pratica. Dopo e qui ovviamente hai la ti collaborazione. incontrano per strada. Sì, e oltretutto sei l'interfaccia di tutti i problemi che ha la gente, quindi io quando metto fuori il piede al municipio, da chi ha il problema del vicino con il cane che abbaia, piuttosto che persone che perdono il lavoro, perdono la casa, qualsiasi tipo di problema, il sindaco comunque è il primo interlocutore. E la gente si aspetta anche tanto a volte, perché sperano che il sindaco possa risolvere tutti i problemi. Alcune cose si risolvono, altre invece sono più grandi di noi, e quindi bisogna trovare altre soluzioni. Però fortunatamente anche nei casi più gravi questo è un territorio che ha ancora una rete importante, e quindi ad esempio se parliamo oggi di fragilità, quindi di persone che perdono il lavoro piuttosto che la casa, piuttosto che situazioni molto particolari, oggi abbiamo una rete formidabile che comunque riesce sempre a dare risposte e non lascia a piedi nessuno, e quindi penso che questo rappresenti il primo tassello di una comunità per definirsi tale. Il network. Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. Vorrei andare un attimino più sull'esistenziale. Mi butto subito. La scelta più sfidante che hai fatto e che ancora oggi ti guida in termini proprio di voglio portare avanti questo valore nel mio operato e nella mia comunità. Ma la sfida, diciamo, è quotidiana quasi, no? Perché su ogni tema ti devi scontrare sempre con 1000 difficoltà, però l'importante, dico sempre, è crederci nelle cose, ma come in qualsiasi sfida che la vita ti mette davanti. Bisogna sempre crederci e sempre cercare di superarle e di trovare una soluzione. Cioè, se ci piangiamo addosso non andiamo da nessuna parte, perché se io guardo, no, tantissimi dicono vabbè, non ci sono i soldi, vorremmo fare tante cose ma non possiamo fare, cioè io dico sempre facciamo il passo sulla base di quello che riusciamo veramente a fare, diamoci un'agenda, ok? Quindi sulla base delle risorse, dei progetti, delle idee che abbiamo in testa si va avanti una cosa alla volta. Dopo non è che riusciamo a fare tutto ogni giorno e risolvere tutti i problemi, però un passo alla volta li mettiamo in fila sti problemi e li superiamo. Alla Veneta, il mio presidente Zaia mi ha insegnato una cosa di fronte ai problemi dell'amministrazione pubblica. Mi ha detto: ricordate bene che i problemi della macchina pubblica è come un salame. Tu non ti mangi un salame intero, no? Uh-huh. Una fetta alla volta. E la stessa cosa sono i problemi della pubblica amministrazione. Un problema alla volta lo si prende e lo si risolve. Perché ad esempio se vuoi risolvere tutti i problemi della sera alla mattina è pressoché impossibile. Torniamo un po' all'allegoria di quella che in un altro contesto, in un'altra puntata abbiamo fatto dell'osteria. Questo effettivamente ti risolve i problemi e l'esempio ce l'hai attorno al bancone di un'osteria. Una fetta alla volta o un'ombra alla volta in questo caso. Grazie per aver citato appunto l'elemento veneto, perché lo tiriamo fuori spesso e volentieri. Lo tiriamo fuori spesso e volentieri perché è caratteristica del nostro essere, ontologia di quello che la nostra regione è, di quello che il nostro essere veneti è, ma lo decliniamo, lo proponiamo molto spesso come un ottimo avvicinamento o modo per affrontare il mondo nel suo intero. Okay? Bassano sta diventando sempre più internazionale. Lo è stato nel suo passato anche in maniera molto solida. Mi ha meravigliato lo scorso anno appunto fare una passeggiata sul ponte e vedere tantissime bandiere norvegesi in quel caso, ok? E mi sono chiesto perché. Vuoi raccontarlo tu? Sì, praticamente è un'iniziativa bellissima portata avanti da un gruppo di cittadini del nostro territorio, che oltretutto si ripeterà anche tra la fine di maggio e i primi di giugno, che noi abbiamo varie confraternite, abbiamo varie realtà. Questa è una realtà che non è una confraternita, ma una realtà che ha una grande passione per la cucina e per tutto ciò che rappresenta il nostro territorio. E attraverso una rete... Tradotto cultura locale. Certo, cultura locale. Sì. Attraverso una rete che hanno realizzato a livello nazionale, oggi stanno ovviamente diffondendo quelle che sono le tipicità del Veneto, ma anche dell'Italia. E sai che il vicentino, il bassanese, è legato insomma in particolar modo al baccalà, e quindi è nato questo rapporto, che è un rapporto che va avanti da decenni con la Norvegia. E con solide basi storiche. Certo, certamente. Sì.
E questo continua ancora oggi ad essere portato avanti attraverso una serie di relazioni internazionali che grazie a, in questo caso, abbiamo il buon Otello Fabris, che insomma è una figura che ha una lunga esperienza e anche un'enorme conoscenza, stiamo portando avanti questi fattori identitari, perché purtroppo le preoccupazioni che abbiamo oggi è che tutta questa identità prima o poi svanisca, sparisca, no? Perché ovviamente se non abbiamo la capacità di trasmettere alle nuove generazioni questi valori, nel giro di qualche decennio sparisce tutto. E quindi puntiamo sempre a tenere altri i nostri valori e la nostra identità. Questo va benissimo, e questo è soltanto un esempio, anzi è un esempio dal quale tu trai poi una missione, quella dell'identitaria, che ovviamente deve essere correlata, vincolata e sostenuta dal territorio, sostenuta dall'amministrazione anche. Tanto mondo arriva a Bassano, tanti tipi di mondi arrivano a Bassano e l'accoglienza la do per scontata, perché Bassano ha accolto anche me, non sono bassanese, ci sono arrivato, mi ci trovo, per dirla la giovane, stra bene. E è perché così la tua amministrazione, come anche quelle precedenti, hanno curato la città, l'hanno portata ad essere un qualcosa di accogliente, un ambiente in cui ci si sente proprio a proprio agio in maniera diretta. Si entra in un locale, la gente è sorridente, ti saluta, ovviamente sei un avventore, quindi stai facendo il business del posto, ma allo stesso tempo c'è sempre la chiacchiera in più, la parola in più, il portarti ad essere parte di una comunità già ben consolidata. L'internazionale come si rapporta a Bassano? Lo straniero, lo statunitense, il britannico, hai citato il norvegese, ma anche chi magari arriva da situazioni economicamente più svantaggiate rispetto appunto a quella che trovano qui, come si sente? Ma allora, a detta dei moltissimi turisti, comunque delle persone che arrivano sul nostro territorio, la particolarità della nostra città è che oltre a essere una città ricca di storia, che comunque offre anche da un punto di vista culturale la possibilità per gli appassionati di trovare un'offerta importantissima ma anche variegata, è una realtà medio-piccola, perché noi non siamo una grande città, è una città media di 43.000 abitanti, ma in un contesto paesaggistico, culturale, naturalistico, dove si sta veramente bene. Insomma, sostanzialmente non manca nulla al nostro territorio, non abbiamo grossi problemi a livello di sicurezza, i servizi bene o male ci sono tutti. È una città un po' coccola dove oggi, ma questo insomma è un dato di fatto, sta diventando sempre più un punto di riferimento, non solo a livello provinciale, perché ad esempio noi stiamo registrando numerose presenze da tutta la provincia, più che nel capoluogo vicentino. Ma oggi noi siamo nel cuore del Veneto, nel cuore della Pedemontana, e grazie anche a questa infrastruttura che è stata inaugurata un anno fa, oggi siamo collegati, si può dire, con il mondo, perché in un'ora di autostrada raggiungi i 3 principali aeroporti del Veneto e tranquillamente puoi raggiungere le regioni confinanti, e quindi oggi Bassano, mentre una volta era fuori dal mondo perché ci volevano 40 minuti, 50 per raggiungere un'autostrada, oggi è facilmente raggiungibile. E trovano anche da un punto di vista dell'economia del nostro territorio, un'economia che è attenta al turista. Questo grazie a un lavoro che hanno fatto le categorie economiche, quindi anche di formazione degli operatori, nell'essere accoglienti, perché oggi il turista è la prima risorsa per un centro storico, per una città come la nostra. Quindi se tu tratti bene il turista, dopo sappiamo benissimo che al di là dei soldi che possiamo investire nella promozione, quello che conta molto è il passaparola. Caso ha voluto che, ad esempio, adesso noi stiamo lavorando al restauro del cavallo colossale del Canova e abbiamo ottenuto un finanziamento di circa quasi 60.000 euro da parte di una fondazione britannica che si chiama Venice Peril, che principalmente lavora su Venezia, ma il suo presidente si è fatto un giro a Bassano, si è innamorato di Bassano e adesso qua abbiamo privati che stanno investendo per restaurare ovviamente il cavallo del Canova di Bassano del Grappa, e quindi questo fa anche capire che spesso noi nemmeno ci accorgiamo del valore che abbiamo all'interno della nostra comunità. Infatti dico sempre, i bassanesi sono sempre abituati a lamentarsi, ma ogni tanto dovrebbero capire che vivono in uno dei territori più belli della nostra regione e con dei tesori che noi oggi abbiamo che sono unici al mondo. Infatti Canova è un personaggio internazionale che ovviamente ha seminato l'arte in tutto il mondo, e oggi tantissimi vengono anche a Bassano perché è stata una delle tappe del Canova,
dei luoghi dove ha lavorato, e quindi questa curiosità, cioè, è linfa vitale per la nostra comunità. Certo, lo condivido perché sono un grande fan di Antonio Carova, assiduo frequentatore appunto del Tempietto di Possagno e anche della pasticceria che c'è appena giù in fondo. Contando appunto sul fatto che il territorio in sé offre delle eccellenze trasversali su tantissimi contesti. Hai citato prima appunto tu l'elemento cucina per quanto riguarda il baccalà, se ne potrebbero citare veramente tanti. Una delle cose che volevo chiederti, facciamo un attimo un passo indietro, perché una cosa a cui teniamo molto in questo podcast è sapere le lezioni che la vita ha dato ai diversi professionisti. Tu ovviamente sei un politico di carriera, hai anche però un tuo lavoro, una tua impresa, una tua professione, sia nell'una che nell'altra, quindi sia nella carriera politica che nella carriera professionale. Ti sarai trovato probabilmente di fronte a delle criticità, a delle lezioni che ti sono state date perché magari non ti aspettavi alcune sliding door che ti sono state chiuse di fronte e non aperte, oppure alcune circostanze che ti hanno creato dei disagi, oppure alcuni momenti in cui hai imparato a dire a te stesso, ecco, arrivare più preparato la prossima volta mi permette di dire ho imparato qualcosa di buono adesso, ok? Ci sono degli esempi che puoi svelarci? Perché ci piace parlare della cosa in generale, ma ci piace anche parlare di qualcosa che ovviamente nei limiti sia più intimo nella persona e nella professione della persona. Ma diciamo che come tutti i lavori c'è sempre da imparare nella vita, no? E magari uno degli errori che si fa da giovani è di pensare di sapere sempre tutto, posso dire sia nel campo politico, amministrativo, ma anche in quello professionale. La grande differenza tra l'essere ambiziosi e l'essere pretenziosi. Esatto. Ma io per primo so di aver fatto all'inizio della mia carriera tutta una serie di errori, no? Ma forse questo è spinto un po' dalla giovane età, dall'incoscienza, e quindi so adesso il caso specifico, però mi ricordo di aver preso qualche schiaffone tra virgolette da un punto di vista politico, perché quando a volte hai la pretesa di sapere tutto e non lo sai, però queste sono tutte cose che poi nel percorso di crescita mi sono servite tantissimo, perché ovviamente poi negli anni ovviamente ci si fa le ossa, e oggi ovviamente quando parlo perché ho conoscenza, altrimenti me ne sto zitto. E questo secondo me è uno degli elementi importanti che mi ha portato oggi ad ascoltare tantissimo le persone. Infatti tanti mi dicono hai una pazienza che è un qualcosa di unico, perché io se trovo il cittadino che mi parla per un'ora, io non sto là a tagliare il discorso perché devo andare via, lo ascolto fino alla fine, perché bisogna sempre capire dietro a questa persona che necessità c'è, che bisogni ci sono. E questo vale nell'interlocuzione con il singolo cittadino, piuttosto che un funzionario, con un dirigente, piuttosto che nell'ambito lavorativo. E quindi oggi, quando prendo delle decisioni, ma questo anche sia nell'ambito familiare che nell'ambito lavorativo professionale, sono una persona che pensa tanto e medita tanto. Questo non vuol dire che non decido, perché io sono uno molto decisionista, per me o è bianco o è nero, però bisogna sempre decidere qualcosa. Però medito a lungo, cioè tante volte resto sveglio anche di notte, ma perché vado sempre a pesare quale può essere la soluzione migliore. E penso che questo serva un po' a tutti, al di là del ruolo, della carriera o della semplice professionalità, perché comunque la vita è fatta di scelte, sempre e comunque. L'importante è pesarle bene e prima di decidere fare le giuste riflessioni per poi avere anche la coscienza a posto al momento che si fa la decisione. Mi viene ad aggiungere a valutare anche quali sono le conseguenze e le relazioni che generano determinate scelte. Sempre. Uno dei mantra che portiamo avanti in questo podcast è rendiamoci conto che viviamo in un mondo fatto di relazioni e non di individui. Esatto. E questo è fondamentale. Questo è fondamentale per riuscire a capire, interpretare e migliorare il concetto di comunità in cui si lavora. La tua missione, una delle tue missioni, ma parlo anche non soltanto di te in quanto sindaco, ma anche di tutto quanto il tuo consiglio comunale, dei tuoi assessori e di tutto il tuo staff, è quella di far diventare Bassano migliore. Sì, certamente. Dopo, come dicevo prima, io ascolto sempre un po' tutti, però spesso vedo ci si fa condizionare da quella minoranza che magari urla di più in determinate situazioni, ma che poi alla fine è una minoranza e conta ben poco.
Ovviamente chi fa un lavoro come il mio non deve essere permaloso, deve accettare le critiche e le osservazioni, però bisogna darsi degli obiettivi ben precisi e perseguirli. Dopo, alla fine, dico sempre, la gente mi valuterà alla fine del mio percorso, però se oggi nel mio cammino quotidiano mi faccio condizionare da ogni singolo gruppetto che dice no a qualsiasi iniziativa, forse magari mi tengo anche un consenso più importante, ma alla fine non faccio nulla. E quindi preferisco magari di dire vabbè, faccio determinate scelte, poi alla fine sbaglierò, vabbè, me ne assumerò le responsabilità, però almeno non ho rimorsi, magari fra 5 anni dire potevo fare quello, potevo fare quell'altro e non l'ho fatto. Esistono piccoli gesti che ogni cittadino può fare, che magari sono scontati o che non sono proprio presi in considerazione e tu diresti guarda, da sindaco ti chiedo anche magari per favore, prova a fare questo, vedrai quanto esponenzialmente migliore sarà la tua città. Ma guarda, a volte mi viene da dire, e ti anticipo, provate a fare come me, ascoltatevi. Sì, uno, ascoltatevi, due, purtroppo quello che noto è, come si diceva prima, che mancano le relazioni, no? Oggi noi siamo una città dove quasi il 50% dei nuclei familiari è composto da una persona. Abbiamo quindi è una città che nei prossimi anni avrà proprio tutta una serie di difficoltà. E quindi è fondamentale oggi creare relazioni, creare reti, soprattutto per le fasce più anziane da un lato, che oggi stanno soffrendo della solitudine. Dall'altro abbiamo tutto il mondo di giovani, che non so se è stato il Covid, non so se è l'epoca che stiamo attraversando, però sono spesso e volentieri chiusi e nuclearizzati. Sì, ma dopo anche difficilmente riusciamo a farli partecipare a tutta una serie di iniziative che riguardano associazioni di volontariato, attività ricreative e quant'altro. Quindi abbiamo proprio la necessità di creare quel tessuto che magari un tempo c'era sul nostro territorio, no? La gente aveva tanto meno rispetto ad oggi, però esistevano le relazioni, e le relazioni permettevano anche alla società di superare dei momenti difficili. Oggi queste relazioni purtroppo ci sono sempre meno. Dall'altro, i cittadini, l'invito che faccio è di sentirsi, cioè tutti quanti si devono sentire la città come parte di se stessi. Non è che la città è del sindaco o di chi l'amministra, cioè fuori dal cancello di casa nostra, quella strada, quel marciapiede, quel parco, comunque è di tutti, e tutti quanti devono avere la consapevolezza di tenerlo in ordine e pulito. Invece spesso e volentieri ci sono situazioni di degrado, ma perché sono portate dalla maleducazione delle persone. Con questo non voglio dire che sono tutti maleducati, ma purtroppo ci sono ancora troppe persone che, scusatemi il termine, se ne fregano della cosa pubblica, e quindi basta farsi un giro ogni tanto nel centro storico per capire determinate situazioni. E quindi ci vorrebbe un po' più di senso civico, ecco, da parte di alcune persone. Però per il resto... C'era e se n'è andato? C'era e se n'è andato. Perché trovo molto più senso civico a volte nei nonni, no? Rispetto a, non dico i giovani, ma anche le persone della mia età piuttosto che a 50 anni. Anzi, i bambini sono molto attenti su certi temi. Ad esempio, i temi ambientali, i bambini oggi hanno una sensibilità, ma non solamente i bambini, anche i giovani, perché se parli con i giovani anche delle nostre scuole superiori, stanno sviluppando una sensibilità ambientale che fino a qualche anno fa era un qualcosa di impensabile. Dall'altra trovi ancora gli anziani che quasi si inchinano per salutarti, dall'altra spesso e volentieri vedi atteggiamenti da parte delle persone di media età, che dovrebbero essere anche quelle, insomma, che danno un po' il segnale, no? Che danno anche l'immagine, che sono i primi magari a fregarsene o a utilizzare anche atteggiamenti arroganti in determinati contesti. Però vabbè, questa è la nostra società. Beh, possiamo migliorarla. Bisogna migliorarla. Dopo, ripeto, vedo che tu hai molta fiducia nelle nuove generazioni in questo caso. Sì. Hai citato gli anziani. Sì, il loro grande cruccio è quello dell'essere purtroppo lasciati soli molto spesso. Molto spesso vengono lasciati soli anche i giovani, nonostante le proposte che vengano fatte. E questo mi vede coinvolto in quanto educatore ad un livello di capire effettivamente di cosa hanno bisogno, perché tu hai detto prima, va molto bene ascoltarli, ma questi ragazzi neanche parlano. Esatto. È difficile tirargli fuori qualcosa. Però quando riesci a sbloccarli, sono dei pozzi dopo. E delle grosse risorse di idee per quanto riguarda le innovazioni, credo. Certo. No, ma dopo io vedo proprio, a volte mi basta anche girare qualche scuola, no? Subito sono un po' tutti timidi. Dopo, quando inizi, no, a dargli confidenza, quindi che si smollano e riescono anche a parlare,
cioè sono veramente un insieme di idee, di proposte, alcune irrealizzabili, ma su tante altre cose invece vedi che i ragazzi sono molto avanti e hanno anche delle sensibilità particolari. Quindi al di là di quello che si dice sui giovani, sono ancora comunque, allora uno sono la nostra forza, perché spesso la politica non pensa mai ai giovani perché dicono tanto sono giovani quindi hanno una vita davanti. Però se guardo il mio contesto, che è quello della mia città, la città di Bassano del Grappa, l'anno scorso ad esempio sono nati 240 bambini su una città di 43.000 abitanti, che è pochissimo, cioè sono numeri da paura. Quindi per me quello è il mio tesoro, cioè è il mio capitale umano sul quale devo investire, perché crescano all'interno di questo contesto, è giusto che si formino, che si facciano anche le loro esperienze all'estero, ma io spero che poi questi ragazzi ritornino comunque su questa terra nativa, perché comunque è una terra che ha visto periodi di forti carestie, ha costruito il boom economico del paese e ancora oggi comunque ha delle realtà imprenditoriali e industriali che sono uniche, dove oggi un ragazzo comunque può trovare spazio per la propria professionalità o per le proprie capacità. E quindi non serve andare all'estero, tante volte abbiamo il tesoro sotto i piedi. Me ne rendo pienamente conto e probabilmente te ne sei reso conto anche tu in questo tuo ascoltare, in questo tuo incontrare appunto le nuove generazioni che sono la principale appunto destinazione di questo podcast. Ti è mai capitato di incontrare qualcuno e dire tu sei una Nicoletta o un Nicola Finco di 40 anni fa, 30 anni fa e potresti essere quello che sono io adesso? Hai mai elaborato questo genere di pensiero, sì, venendo impressionato da un ragazzo o una ragazza anche su cui vedi magari questo diamante grezzo che può essere appunto cesellato e portato a essere ispirato a diventare qualcuno che farà qualcosa per la propria comunità, indipendentemente se da un punto di vista politico o da un punto di vista associazionistico? Non dobbiamo dimenticare appunto le tante anime di quella che è una comunità all'interno di quello che è il mondo delle relazioni che la costruiscono e la migliorano, ok? Cosa ti è venuto da dire a quella ragazza o a quel ragazzo? O cosa vorresti dire? Cosa magari ti sei dimenticato di dire in quel momento ma ti diamo la possibilità di dirlo noi adesso? A questi ragazzi dammi una oppure 3 parole chiave da poter dare, inviare e fargli mettere in tasca e dire apri questo biglietto ogni tanto e se posso ti do questo suggerimento. Ma quello che dico spesso anche girando le scuole o le varie realtà a questi ragazzi è di credere sempre in loro stessi, no? Perché se uno si progetta la propria vita e si dà un obiettivo dice vabbè figurati, no? Chissà se riuscirò ad arrivare a fare questo piuttosto che quello. Però alla fine, se ognuno di noi veramente ci crede nelle proprie forze, nelle proprie idee, alla fine il risultato lo porta a casa. Non lo porta a casa dalla sera alla mattina, ma con l'impegno, la dedizione, lo studio, la professionalità, la volontà di imparare, poi il risultato arriva. L'importante è non pensare che nella vita arrivi tutto dalla sera alla mattina, perché comunque qualsiasi ruolo nella società bisogna anche guadagnarselo, che sia un ruolo da un punto di vista professionale, da un punto di vista della vita pubblica o quant'altro, e quindi non avere la fretta nell'arrivare, ok? Ma fare le cose per step, approfondire le conoscenze e poi una volta che tu hai approfondito le conoscenze stai tranquillo che puoi andare veramente dove vuoi. E questo è un messaggio che secondo me è fondamentale, perché spesso vedo che hanno sto bisogno di arrivare subito, perché ovviamente oggi ci sono dei modelli, anche basta guardare nei social, no? Dove ci propongono dei modelli anche di giovani, gente che dalla sera alla mattina fa soldi a palate, con 4 video si mettono a fare gli influencer e quindi dalla sera alla mattina hanno uno stile di vita che pochi di noi si possono permettere, però questi non sono i veri modelli della nostra società. Questi sono un qualcosa che per carità hanno avuto la fortuna di fare fortuna, però se noi guardiamo il nostro territorio sono tutte realtà di persone che sono nate e sono cresciute da famiglie umili, che hanno creduto nelle loro forze, hanno studiato, sono cresciuti, hanno avviato le loro imprese, hanno avviato i loro percorsi anche professionali e oggi tu hai delle eccellenze a livello territoriale che capisci che sono persone che nel giro di 20-30 anni sono costruiti sì delle fortune, ma in base alle proprie capacità. Quindi bisogna sempre credere nelle proprie forze e dopo anche darsi da fare che dal cielo non piove mai niente.
Mi trovi completamente d'accordo. Abbiamo incontrato appunto suggerimenti molto simili. Nel tuo caso identifichi la preparazione, sapere avere pazienza anche, esatto. E mantenere però una certa perseveranza. Sempre. Non bisogna mollare mai nella vita, mai, neanche nei momenti più difficili. Bisogna crederci sempre e alla fine si vince. Un'ultima domanda è relativamente appunto ai momenti difficili e a quelli che possono essere stati gli aiuti che ti si sono presentati di fronte, quindi soprattutto nella categoria degli esempi che possono essere stati dati magari da eventi oppure anche da persone, da guide che ti hanno accompagnato, ti hanno dato la forza anche, magari anche semplicemente essendoci, non necessariamente dicendoti qualcosa. Ne hai una o due da citare, da prendere in considerazione, da riportare? Sì, allora, da un punto di vista della mia attività amministrativa, se oggi ho un modello che mi ha guidato, ma che ancora oggi mi aiuta nella mia crescita e quando ho bisogno comunque lo chiamo per un consiglio, è il Presidente della Regione, che è Luca Zaia. Poi da un punto di vista personale, familiare, cioè è ovvio che io sono ancora un po' all'antica, no? Cioè ho dei modelli che sono la mia famiglia, che fortunatamente è una famiglia umile e semplice, ma che mi ha dato quei valori che ancora oggi sono quei valori che accompagnano la crescita dei miei figli. E per me queste sono cose che al di là di tutto sono alla base della crescita anche di una società, perché se una società è capace di trasmettere determinati valori ai propri figli è una società che ha futuro. Se una società non riesce a trasmettere determinati valori è una società che poi prima o dopo finirà in malo modo. E quindi penso che oggi quei valori siano ancora alla base soprattutto della comunità veneta, no? Perché il Veneto ha sempre avuto questa particolarità, lo chiamano il Veneto democristiano, no? Ma non solamente per una questione di indirizzo politico, ma per un indirizzo legato ai valori quindi della famiglia, del valore di far crescere i figli, del valore del sacrificio, dell'impresa. E oggi, piacciono o no, sono ancora quei valori che permettono a questa regione di essere ancora un modello sotto molteplici aspetti. E sono anche orgoglioso insomma, di far parte di questa terra, perché penso che non tanti territori abbiano ancora oggi questa solidità da un punto di vista valoriale. Noi ci viviamo, e bene anche. Certo. Siamo orgogliosi anche di viverci. Ci viviamo. E trovo appunto importante il fatto che tu continui a mantenere sempre una carica su quello che è il mondo delle relazioni, cioè sulla componente relazionale, anche certo. All'interno della famiglia, che deriva appunto da generazioni in questo caso. È stato veramente interessante e ispirante averti come ospite. Grazie a voi invece. Anzi, spero che questi momenti servano soprattutto, no, come si diceva prima, alle nuove generazioni. Noi siamo formatori. Ecco, io non voglio essere un modello, perché ognuno di noi è un modello a sé, cioè ognuno di noi ha il proprio stile di vita, le proprie intuizioni e i propri desideri. Però l'importante è vedere che nella vita ce la si può fare sempre e comunque, e non bisogna mai abbattersi. Anche nei momenti più difficili, perché capita, cioè la vita è fatta di alti e bassi, però spesso e volentieri si vede, ma lo vedo anch'io ogni giorno, no? Con persone che magari perdono il lavoro, hanno difficoltà da un punto di vista familiare piuttosto che aziende, però ne ho visti tanti che per carità alla fine hanno mollato, ma tanti che poi hanno avuto il coraggio di reagire e poi si sono rialzati, e questo penso sia oggi uno dei messaggi fondamentali da lanciare ai giovani, perché purtroppo di fronte a certe situazioni che ancora oggi registriamo, di giovani che spesso o abbandonano gli studi o non hanno voglia di lavorare o magari sono scoraggiati da X fattori, dobbiamo dire che ci sono anche tanti giovani che insomma oggi riescono a portare a casa risultati impressionanti. C'è qualche iniziativa, qualche servizio, e poi concludiamo appunto, che vorresti promuovere, lanciare, comunicare ai giovani che ci ascoltano soprattutto in questo territorio e a cui possono richiedere supporto per essere aiutati a non mollare o a iniziare qualcosa di nuovo qui nel territorio? Sì, allora, di servizi ce ne sono molteplici, dopo dipende dalle problematiche che ha il singolo individuo. Per quel che riguarda la vita scolastica e la vita pubblica, c'è l'Informa Giovani del Comune che comunque ti indirizza in base a quelle che sono le tue passioni, ma anche i percorsi che vuoi seguire da un punto di vista anche formativo, di crescita
e dell'istruzione. Poi se ci sono dei giovani che hanno altri tipi di problematiche, se sono legate al lavoro, c'è una struttura che si chiama Veneto Lavoro, che comunque ti sa indirizzare in base alle tue professionalità nelle aziende del territorio. Se mentre ci troviamo con altre criticità legate all'abuso di determinate sostanze piuttosto che altri tipi di problemi da un punto di vista sociale, ci sono tutta una serie di servizi oggi offerti dall'azienda sanitaria che permettono a questi ragazzi di riuscire a superare dei momenti difficili della loro vita e di reinserirsi all'interno del contesto sociale. Quindi per questo dico che ai problemi ci sono sempre delle soluzioni, basta suonare i campanelli e oggi le risposte si trovano. Molto spesso non si sa dove sono questi campanelli, in questo caso abbiamo dato un buon punto di promozione anche a queste destinazioni. Troverete tutte le informazioni, voi che vivete nel territorio di Bassano o che volete magari trasferirvi nel territorio di Bassano da un punto di vista di vita o da un punto di vista professionale, nella sinossi di questo video o di questo audio. Ringraziamo tantissimo chi ci ha assistito dall'altra parte dei microfoni, dall'altra parte delle camere, Alchimie Venete e Kawabanga Productions. Siamo noi di Campus Cast, oggi in compagnia di Nicola, sindaco di Bassano del Grappa. Abbiamo modo di aggiornarvi su tutte quelle che sono le nostre pubblicazioni, i nuovi reel, le nuove puntate, direttamente se cliccate sulla campanella in basso a destra. Da British School Bassano del Grappa, Campus Cast, Nicola Finco e Leo Gobbato, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Molto bene. Ben fatta. Grazie. Grazie.